Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen. Buondì, come us conto una biele storia di qualche anno fa. A Parigi un giovane di 17 anni, drogato, ha violentato una frutte e dopo le ha coppate. Lo ha inchiappato e processato. Sicché ieri lì presenti anche il pari, la mari e un sur di che frutte. E sono là lì dagli giudici, tutti e tre, e hanno detto, se urdeve allora di tenere quel frutto lì, in chiesa, e lo hanno chiappato in chiesa, lo hanno mettuto te chiamarute di che frutte che aveva coppate, e a tavole è andato il puesto sempre di che frutte che aveva coppate. E lo hanno tenuto te loro famiglie. Vedete, questi sono robis di questo mondo. E tu vedi che un gran mal al può fanarsi un gran bene. Buone giornate e buone vite.